una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Oggi, questo lunedì 4 maggio, è una giornata davvero eccezionale in questo periodo di emergenza coronavirus. Oggi parte infatti la famosa fase 2 con tantissime riaperture di attività, oltre 1 milione di veneti che tornano al lavoro, ma allora intanto il governatore del Veneto Luca Zaia ha illustrato punto per punto la nuova ordinanza regionale che riguarda proprio questa serie di riaperture e tutte le novità che ci sono, che interessano soprattutto i privati, dagli spostamenti a quant'altro. Sentiamo. Se questi due numeri aumentano in maniera importante, non in maniera diciamo fisiologica, ma importante, perché un po' di ripresa ce l'aspettiamo anche, ma se aumentano in maniera importante vuol dire che si torna, come al gioco dell'oca, alla casella di partenza. Con questa premessa, richiamando tutti i veneti ad un senso di responsabilità fondamentale per affrontare la fase 2, il presidente Zaia ha presentato la nuova ordinanza regionale che sarà in vigore fino al 17 maggio, suddivisa in 30 titoli per renderla ancora più chiara. È un'ordinanza che non è in contrapposizione con le scelte nazionali. Il primo punto chiarisce gli spostamenti nel territorio regionale. Le visite ai congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale. Per congiunti si intendono coniugi, partner conviventi e delle unioni civili, persone legate da legame affettivo stabile, parenti fino al 6° grado e affini fino al 4° grado. Secondo punto, il distanziamento. Il distanziamento non si applica tra persone conviventi. Rispetto al DPCM, nell'ordinanza resta l'obbligo dei dispositivi come misure di prevenzione nell'intero territorio regionale. In tutti i casi dell'uscita della proprietà privata, cioè quando vado fuori di casa, tradotta in pratico, è obbligatorio l'uso della mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca, di guanti o liquido igienizzante. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso della mascherina, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa. Esonerati dall'uso della mascherina i bambini sotto i 6 anni e le persone con disabilità. Altro capitolo riguarda l'attività motoria consentita individualmente o con componenti del nucleo familiare. È anche consentito spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo in cui praticare questa attività all'interno della regione. Se uno fa arrampicata da solo, ciappa la macchina, va sotto la montagna e va su per le rocce. Nei limiti del territorio regionale, sempre il confine regionale. È consentita l'attività agonistica individuale nel rispetto del distanziamento di almeno 2 metri per atleti professionisti e no, di sport individuali e non individuali, anche presso impianti sportivi al chiuso o all'aperto, ma a porte chiuse. Se Federica Pellegrini deve allenarsi, può farlo e possono farlo tutti coloro che hanno necessità per agonismo, che sia professionale o no, di allenarsi piuttosto che in piscina, senza ovviamente avere assembramenti, con ovviamente la modalità dell'individualità. Ribadito lo spostamento in giornata verso le seconde case per attività di manutenzione, confermata anche la riapertura di parchi, giardini e ville pubbliche. Confermiamo che è disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari, apparecchi di elettronici, telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio per asporto. Nell'ordinanza si conferma negli esercizi commerciali l'obbligo di mascherina, guanti, distanziamento sociale e una persona per nucleo familiare. Viene poi ribadito che è ammesso il commercio con consegna a domicilio, la vendita di cibo a domicilio e la vendita di cibo da asporto. Capitolo a parte per l'utilizzo dei veicoli privati con passeggero. Se ci carichi il tuo nucleo, i tuoi conviventi, è come fossi in casa, non cambia nulla. Se invece ci carichi, vi faccio sintesi senza leggervelo tutto, dei conoscenti, degli amici o qualcun altro, allora se è un'auto che va con dei lavoratori deve applicare le regole previste nell'accordo per i lavoratori. Se è un'uscita per diletto o per altre motivazioni, accade che se non sono conviventi o c'è il metro di distanza in auto, che è difficile da programmare, oppure la mascherina. Misure precauzionali in ambienti di lavoro, noi applichiamo tutti e sono in allegato tutto l'accordo nazionale. Autorizzata la vendita mediante distributori automatici, riconfermate le misure per i mercati e della vendita in forma ambulante. Consentita poi la navigazione. Cimiteri aperti su tutto il territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e comunque fino a un massimo di 15 persone.
con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto. Consentita l'apertura di biblioteche solo per prestito, confermata la manutenzione di aree verdi e naturali, come la possibilità di spostarsi in orti, terreni agricoli e boschi per autoconsumo. Un'ordinanza, ha ribadito Zaia, che vuole solo tutelare la salute dei cittadini, ai quali va l'appello di utilizzare la mascherina anche se sono ancora troppi coloro che non lo fanno nel modo corretto, come stanno segnalando in questi giorni soprattutto i ragazzi. I ragazzi sono le nostre prime sentinelle nel territorio. Faccio appello ai ragazzi che lo dicano agli adulti cosa si deve fare, perché l'incoscienza e l'irresponsabilità di pochissimi, va a ripercuotersi sulla libertà di tutti. Disciplina e responsabilità dimostrata anche dai più piccoli, come questa bambina di 8 anni che ha mandato la foto della sua bambola con tanto di mascherina. C'è qualcuno che ha molti più anni degli 8 anni e non ci arriva ancora a capirlo. Assolutamente rispettare queste direttive, a cominciare proprio dalla mascherina, dalla distanza di sicurezza. E tra l'altro tutti quanti, chiunque abbia sia uscito di casa oggi si è reso conto di quanto sia cambiata la situazione, un sacco di gente per strada, davvero sembra che si sia dato un via libera dopo questo momento di reclusione durata diverso tempo, tantissime settimane. L'importante è, lo ricordiamo ancora una volta, mantenere e seguire tutte le linee guida, le direttive. Su questa questione, proprio su questo aumento di persone in giro a negozi, ma anche semplicemente a passeggiare, su questa questione è intervenuto anche il nostro direttore Luigi Bacialli. Direttore, allora, cosa ci racconti? Sì, Vanessa, grazie, buongiorno a tutti. È iniziata questa fase 2, basta fare 4 passi per vedere che sono tutti in giro. È abbastanza impressionante vedere il numero di persone che affollano le strade, ma d'altra parte era del tutto prevedibile. Come al solito ci sono alcuni che girano senza mascherina, comportamento riprovevole, andrebbero subito segnalati e multati, ma in gran parte i cittadini stanno rispettando le regole. Ovviamente ne parleremo in tutte le nostre dirette, su tutte le nostre reti. Oggi Focus da stasera partirà con una fase nuova, ovviamente con gli ospiti collegati via Skype, con soprattutto però le domande dei cittadini. Arrivano decine, centinaia di domande ogni sera, ogni volta che andiamo in onda, anche durante i nostri telegiornali, e dobbiamo dare delle risposte. In una fase così complicata e così confusa, perché tra ordinanze e DPCM la gente non capisce più niente, l'importante è che tutti sappiano che la vera cura, come dice sempre il Presidente Zaia, siamo noi, quindi dipende dal nostro comportamento quello che accadrà nei prossimi 15 giorni. Se rispetteremo le regole, non ricadremo in questa drammatica situazione, altrimenti bisognerà ricominciare da capo con le restrizioni. Quindi Focus stasera 21:15, vi ricordo l'appuntamento con il talk di punta dell'emittenza del Nord-Est, con le vostre domande. Le telefonate, risponderemo alle telefonate, avremo ovviamente ospiti come Vera Slepoi, psicoterapeuta, per questa questione dei rapporti affettivi stabili, no? Anche qui tanta confusione, e poi anche tanti altri ospiti che dovranno chiarire quelle che sono le domande, rispondere alle domande che sono più ricorrenti sugli spostamenti, le seconde case, l'attività motoria, eccetera. Quindi state con noi stasera 21:15. Vanessa, grazie, ti restituisco la linea. Grazie al nostro direttore Luigi Bacialli. E da oggi, tra l'altro, ci sono anche delle novità che interessano chi viaggia a bordo di mezzi pubblici. Responsabilità, rispetto delle regole e uso della mascherina sono queste le parole d'ordine per i viaggiatori che domani saliranno a bordo di autobus e treni. Quello dei mezzi di trasporto pubblici è uno degli aspetti più delicati della fase 2, al quale da settimane l'assessore De Berti sta lavorando con le aziende. Fondamentale però la collaborazione dei cittadini. Gli utenti dovranno continuare ad utilizzare la mascherina. È opportuno che utilizzino o i guanti oppure il gel igienizzante.
Gli autobus viaggeranno con una capienza notevolmente limitata. Su autobus da 12 metri a fronte di passeggeri tra in piedi e seduti di numero 97 normalmente, porteranno 9 persone, invece per quanto riguarda l'urbano, invece per quanto riguarda l'extraurbano, a fronte di una capacità di 79 persone ne porteranno 15. Raccomando veramente gli utenti di sedersi solo dove è indicato che ci si può sedere, organizzati con delle porte di sola entrata e sola uscita per evitare che i flussi di utenti si incrocino tra di loro. Distanziamento sociale che sarà necessario anche alle fermate degli autobus. Le aziende stanno lavorando a questo pensando al possibile posizionamento di segnaletica orizzontale. A bordo non sarà più consentito acquistare il biglietto, verrà incentivato il ticket online. Resta poi il problema del rispetto delle misure. Al ministro, spiega l'assessore De Berti, è stato posto il problema dei controlli a bordo. Gli autisti avranno la possibilità di segnalare alle forze dell'ordine comportamenti vietati, a partire dal mancato utilizzo della mascherina, come, stando a numerose segnalazioni, sta accadendo ancora troppo spesso sugli autobus. Pensare a corpi speciali per la vigilanza sarebbe una sconfitta, dice il presidente Zaia, che però poi lancia una provocazione. Perché non possiamo avere un sensore? Perché sarebbe da rifiutare le cure a chi non la porta. Lo dico ovviamente come provocazione. Quando arrivi in ospedale noi non sappiamo se ti sei comportato bene o male. Però se potessimo saperlo, almeno sapremmo chi abbiamo davanti. Avremmo anche un dato epidemiologico, perché se uno non la porta capisci perché ti arrivi in ospedale. Per quanto riguarda i treni, da domani sarà attivo il 53% dei convogli, poi giornalmente si valuteranno i flussi per adottare ulteriori decisioni. In questi giorni Trenitalia sta lavorando per allestire tutti i vagoni con le varie indicazioni. Ovviamente i treni da allestire sono tantissimi, per domani non saranno allestiti tutti, ma ci vorrà qualche giorno. Come per gli autobus, anche in treno obbligo di mascherina e attenzione al distanziamento a bordo e sulla banchina in stazione. Gli accessi alle stazioni, soprattutto quelle presidiate, saranno contingentati e regolamentati. Ci saranno delle porte di entrata e delle porte di uscita, anche lì con dei percorsi. Verrà messa l'indicazione delle porte dove si potranno essere utilizzate per salire, le porte dove potranno essere utilizzate solo per scendere. Verranno indicati i sedili dove non ci si può sedere. Quindi davvero è tutto segnalato, tutto ben visibile, di conseguenza non ci si può sbagliare. Rispettiamo queste regole, ne va davvero della salute di tutti. E adesso andiamo a Vo, ricordiamo Vo il cluster Veneto, il primo cluster Veneto per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. Sono bastati solo 3 giorni per lo screening di tutta la popolazione. Tra l'altro adesso proprio questi dati che sono stati raccolti saranno alla base di un importante studio per contrastare il virus. Oltre 2.700 tamponi e prelievi effettuati in 3 giorni. Terzo step per lo studio scientifico sulla popolazione di Vo, effettuato dal team multidisciplinare dell'Università di Padova. Un lavoro portato a termine grazie al contributo della Croce Rossa e alla forza della popolazione di Vo. Tutti i cittadini, infatti, si sono sottoposti volontariamente a tampone e prelievo del sangue. I risultati permetteranno di conoscere entro 15 giorni la mappatura sierologica dell'intero comune. Non solo, nei prossimi mesi si potrà ottenere anche la mappatura della popolazione da un punto di vista genomico. In questo modo si potrà così studiare i motivi per cui il Covid-19 è più virale in alcune fasce della popolazione e meno in altre. E dell'intera comunità di Vo ha parlato anche il governatore Zaia, dicendo davvero che l'impegno di tutti i residenti nel comune del Padovano è da premiare. Vo deve avere una medaglia al merito, deve avere un'onorificenza, ma non lo sto dicendo come battuta, lo valuti anche il capo dello Stato. Perché? Perché penso che vedere una comunità che ci rappresenta, sono veneti, che si mette a disposizione, bimbi compresi, ma voi vi ricordate da bimbi quando c'è da fare la puntura? Sono i bambini in fila che si fanno fare il prelievo del sangue e tutti lì dedicano ore a mettersi in fila e quindi abbiamo 3.000 prelievi di sangue, poi verrà fatto la mappatura del genoma, verrà fatto il test serologico, il tampone, guardate che è una roba unica, parlate di questo, non è solo un case history di natura sanitaria, ma è anche di natura di civiltà, di senso del bene comune. 50 volontari stamattina, i primi 2 giorni,
1650 prelievi. Guardate, io ho visto le foto, i bimbi in coda lì a fare il prelievo, magnifici, quindi veramente i miei complimenti a quelli che sono, direi anche, cioè, la sublimazione dei veneti ce l'abbiamo a voce per quello che hanno fatto, veramente ci stanno facendo fare una figura di altissima qualità a livello internazionale e anche di un grande segnale di civiltà. Ve lo anticipo, dirò a Ciambetti che dia il premio Leone, il Leone che si dà come riconoscimento annuale a un'autorità che venga data alla comunità di Vo, assolutamente. L'abbiamo dato a Federica Pellegrini l'anno scorso e io penso che sia pronto Vo. So che lì c'è tutto un comitato di gente che pensa, verifica, però Vo bisogna dargli un premio straordinario, va dato. Evito incidenti diplomatici, io glielo darei anche subito, ma siccome c'è il Leone del Consiglio e tutto per la Regione, è giusto che chiedo che si valuti fino in fondo questo. Anche perché si pensa che in soli 3 giorni davvero è stato fatto lo screening su tutta la popolazione, è un dato davvero encomiabile. Ci separiamo per qualche minuto, ci vediamo subito dopo la pausa. Siamo nuovamente in diretta Focus TG. In questo periodo di emergenza ad essere maggiormente in sofferenza sono le strutture che ospitano nello specifico persone anziane, sono le case di riposo. Sappiamo benissimo a livello regionale ma anche a livello nazionale il grado di mortalità che si è verificato all'interno delle case di riposo. Tra l'altro abbiamo ricevuto nella nostra redazione una telefonata davvero inquietante, una telefonata che possiamo definire scioccante da parte di un operatore che si trova a lavorare in una casa di riposo di Bassano del Grappa, in una struttura comunale di Bassano del Grappa, e ci ha rilasciato davvero dichiarazioni davvero pesanti e ha pregato di restare anonimo per timore di ripercussioni. Un clima quasi del terrore all'interno delle case di riposo Isaac di Bassano è quello che è emerso dalla telefonata allarmata di un operatore di Villa Serena che ha chiamato Rete Veneta per segnalare una situazione di estrema difficoltà non solo per gli anziani ospiti ma anche per chi si trova a lavorare nella struttura. Il nostro telespettatore, che ci ha pregato di restare anonimo per paura di ripercussioni, come sarebbe già avvenuto a persone che si sono rivolte a Rete Veneta per denunciare questioni spinose all'interno delle case di riposo bassanesi, ha dichiarato che il contagio da Covid-19 all'interno di Villa Serena sarebbe avvenuto, secondo l'operatore che ci ha contattato, per una errata e superficiale, dice, gestione da parte della direzione, perché gli operatori e gli infermieri, ridotti all'osso numericamente parlando per una politica del risparmio, giocando sulle risorse umane attuata negli ultimi 2 anni dalla direttrice Chiara Tracanzan, erano costretti, ha detto, a lavorare sia nelle aree con pazienti isolati perché coronavirus positivi che in tutti gli altri reparti che possiamo definire sani. Il più delle volte pare addirittura, ci ha confidato il dipendente di Villa Serena, senza mascherina, e questo particolare tra l'altro sarebbe stato confermato anche da almeno altri 2 operatori della casa di riposo incontrati casualmente. Insomma, presto fatto, il virus terribile avrebbe avuto le porte spalancate. Tutto questo, ha proseguito chi ci ha chiamato, sottovalutando sin da subito la pericolosità del Covid-19 che ha seminato la morte nelle case di riposo di tutto il Veneto. Da non scordare poi le dimissioni improvvise e incomprensibili dei 3 medici dalle ISAC, proprio in piena esplosione del contagio tra gli anziani. C'è di più, perché sarebbe stata inviata una mail a tutto il personale dipendente delle ISAC bassanesi in cui la direzione avrebbe esplicitamente vietato ogni tipo di chiacchiericcio, questo sarebbe il termine utilizzato nella mail, verso l'esterno. Ed è chiaro il riferimento a chi si è già rivolto anche alla nostra emittente per segnalare situazioni di disagio nella struttura e pare abbia dovuto subire conseguenze poco piacevoli. Ma questo è da verificare e verificare sarà il nostro compito, anzi sarà il compito, meglio il dovere della sindaca di Bassano Elena Pavan, perché una situazione del genere deve essere controllata, accertata, verificata dagli organi di competenza. La prima cittadina è la persona che, teoricamente parlando almeno, dovrebbe essere in possesso di questa competenza. E restiamo a occuparci di tematiche sanitarie perché dall'ospedale di Sant'Orso, nello specifico dalla cardiologia di Sant'Orso, per voce del primario della cardiologia, sarebbe arrivato un pesante attacco al San Bassiano a seguito della riorganizzazione sanitaria all'interno dell'ULSS 7. Ma sentiamo.
Una lettera di fuoco alla dirigenza dell'ULSS 7 Pedemontana, a firmarla, come si legge nell'edizione odierna del giornale di Vicenza, il primario della cardiologia dell'ospedale di Sant'Orso, Bortolo Martini, che critica la riorganizzazione interna dei reparti dei due nosocomi di Bassano e Sant'Orso, dichiarando che la cardiologia dell'Alto Vicentino sarebbe stata fortemente penalizzata, andando, scriverebbe nella missiva Martini, a premiare la cardiologia del San Bassiano, a ledere le potenzialità assistenziali della popolazione dell'Alto Vicentino. Insomma, secondo il primario, ormai prossimo alla pensione, tra l'altro, Bassano sarebbe la privilegiata, senza, attenzione perché questa è un'offesa non da poco per il nostro ospedale, alcuna ragione epidemiologica, logistica, professionale di efficienza. Come dire che Sant'Orso, nonostante la sua eccellenza, è stato schiacciato da un San Bassiano che, si evince da quanto scrive, risulterebbe mediocre. A noi risulta una manovra politica, è chiaro, perché in soldoni non cambierà assolutamente nulla nel servizio offerto ai cittadini in entrambi gli ospedali. Ma visto che si tocca la politica, a questo punto proprio i sindaci dei comuni afferenti all'UL7 dove sono? La presidentessa della conferenza dei sindaci dell'UL7, Elena Pavan, dov'è? Non è purtroppo la prima volta che da Sant'Orso arrivano simili attacchi, persino, lo ricorderete, manifestazioni di protesta, cortei. Né allora né oggi la Pavan ha tutelato l'onorabilità e la credibilità del nostro ospedale. Se non se la sente di sopportare il carico di un ruolo del genere, dovrebbe pensare a un'alternativa. Ma che dire degli altri primi cittadini del Bassanese, Martini, l'onorevole Racchella, Mozzo, Bordignon, Bontorino e compagnia bella? Dove sono per difendere il nostro ospedale da simili attacchi? Adesso torniamo a occuparci della partenza della fase 2, le aziende pronte dunque a riaprire le loro attività. Fase 2, il countdown è partito, aziende, attività produttive e commercianti sono pronti a provare l'operazione decollo. Dal 4 maggio l'89% delle imprese artigiane vicentine riapre. Le imprese che in questo momento stanno lavorando e che riprenderanno il loro lavoro il 4 di maggio lo stanno facendo in assoluta sicurezza rispetto a quelli che sono gli accordi nazionali del 14 di marzo e poi rivisti il 24 di aprile. E in queste aziende la sicurezza è assolutamente garantita. Ovviamente la ripartenza sarà in piena sicurezza, rispettando tutte le disposizioni del governo. In una corsa contro il tempo per recuperare il tempo perduto a causa dell'emergenza coronavirus, da lunedì 21.173 imprese artigiane su 23.766 del Vicentino rialzano le saracinesche. Tante ma non tutte, tra quelle che rimarranno chiuse l'88,33% sono imprese di acconciatori e di estetica che dovranno aspettare il 1 giugno, ma restano col freno tirato anche ristorazione e turismo. Un mese, troppo tempo per alcune attività che potrebbero non reggere, essere affossate dai costi e non essere più in grado di riaprire. Oggi più che mai è necessaria un'iniezione di liquidità da parte del governo e un taglio delle pratiche burocratiche per snellire il ritorno a una normalità che non sarà mai più quella di prima. Il Covid-19 ha cambiato per sempre il mondo. Ci stiamo battendo a livello romano, ma anche con la solidarietà della Regione Veneto e anche dei sindaci dei nostri territori affinché ci sia la possibilità di riaprire prima, perché altrimenti la data del 1 di giugno è una data troppo in là e ha a che fare con una difficoltà ulteriore e probabilmente anche con qualche impresa che non sarà in grado di riaprire. Poi ci sarà tutto quello che troveremo sul mercato dopo la riapertura e alla fine di questo lockdown. C'è una grande apprensione perché ci sarà un cambiamento dei consumi, ci saranno le persone che cambieranno quelle che erano le loro abitudini nel muoversi da casa, ci sarà una normalità che non è quella di prima, sarà una nuova normalità rispetto al quale le nostre imprese si dovranno adattare e dovranno mettere in campo anche nuove procedure nelle proprie lavorazioni. E intanto nella giornata di ieri sono svolte diverse manifestazioni di protesta, rispettando in ogni caso i limiti definiti appunto dai termini Covid, anti-Covid. In piazza sono scese le partite IVA, sono scesi i commercianti. Allora andiamo a vedere un po' in due piazze del nostro territorio. Andiamo prima a Galliera e poi vediamo a Bassano del Grappa come è andata. Quindi prima nell'Alta Padovana. Anche a Galliera ci siamo trovati stamattina per sostenere le imprese e le partite IVA
del nostro territorio, perché alla fine sono messi fortemente in crisi da questi decreti emanati dal nostro governo, e siamo qui anche per chiedere all'amministrazione comunale di Galliera che cosa ha intenzione di fare per tutelarle. Il diritto a lavorare non è un dovere neanche pagare, allora. Facendo tintinnare i mazzi di chiavi delle loro attività rimaste chiuse in questi mesi di blocco, anche i titolari di partita IVA del comune dell'Alta Padovana in piazza in una manifestazione pacifica e rispettosa delle direttive anti-Covid per chiedere un aiuto concreto allo Stato e alle amministrazioni, perché fanno paura le prossime scadenze fiscali e da Roma non arriva alcun aiuto concreto. La situazione sta preoccupando tante persone. Oggi siamo qua un po' arrabbiati, riuniti su questa piazza del nostro comune per protestare contro il governo, perché se pensiamo a una cosa semplice, la più semplice che ci sia, che le banche non danno i contributi alle aziende, alle partite IVA perché non si fidano del governo, penso che sia la peggior cosa che ci può succedere a uno Stato. E anche a Bassano del Grappa, dicevo poco fa, commercianti in piazza si sono rivolti alle istituzioni, a cominciare dal governo, passando anche poi per chi governa la nostra città. I commercianti vogliono restituire le loro chiavi al sindaco che non si vede. Le chiavi dei negozi tintinnano in Piazza Libertà a Bassano. I commercianti aspettavano il traguardo del 4 maggio per riaprire, ma la fase 2 per molti sarà uguale alla fase 1, chiusura senza appello. Una protesta pacifica per l'apertura dei negozi e chiedere appunto a chi ci governa di darci la possibilità di lavorare. Noi siamo pronti, abbiamo sanificato i negozi, abbiamo tutto. Le caratteristiche, i guanti, le mascherine, abbiamo comprato 2000 mascherine, noi abbiamo tutto in regola per tutto. Speravamo vivamente, ci contavamo, dai che il 4 apriamo, per noi nel settore dell'abbigliamento dal 4 al 18 dicono 2 settimane cosa sono, e invece è una stagione passata, cioè ci siamo mangiati la stagione. Che almeno ci pagassero sti benedetti dipendenti, che ci diano una mano con quello, perché è impensabile dover arrivare adesso ancora a giugno. Mettiamo le nostre chiavi, nessuno le raccoglie, vergogna, il nostro lavoro non serve a niente, vergogna! Paura per un incendio, andiamo in Alta Padovana. Un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza si è alzata domenica pomeriggio alle 14 a Villa del Conte. Ad innescare il rogo la batteria sotto carica di una minicar. Nell'incendio sono bruciati, oltre alla piccola vettura, una Fiat Grande Punto, un trattore e altri mezzi per la lavorazione dei campi. In fiamme anche il capanno dove i mezzi erano alloggiati. Sul posto sono intervenuti 12 uomini dei Vigili del Fuoco delle squadre di Cittadella e Padova e i volontari del distaccamento di Santa Giustina in Colle. L'intervento dei pompieri ha scongiurato il propagarsi delle fiamme all'abitazione vicina. Il proprietario, subito intervenuto per domare il rogo, è rimasto leggermente ferito ed è stato portato in pronto soccorso per un controllo. E siamo in attesa, vedo che è già tutto pronto nella sede regionale della Protezione Civile, siamo in attesa appunto dell'arrivo del governatore Zai e degli assessori Lanzarin e Bottaccina, arriveranno ormai tra pochi minuti. Intanto andiamo a Marostica perché ripartiranno la settimana prossima i lavori di sistemazione e ristrutturazione del ristorante al Castello Superiore. Vediamo. Un intervento molto atteso che ridarà nuova luce a una delle perle del nostro territorio. Quindi lunedì della prossima settimana ripartiamo. La perla del territorio a cui si riferisce il sindaco di Marostica Matteo Mozzo è il ristorante del Castello Superiore, punta di diamante del marosticense per l'interesse storico-culturale e per il panorama sulla pianura. I lavori dunque riprenderanno il prossimo 11 maggio per un importo di 670.000 euro. Qualche minuto di pausa, ci ritroviamo subito dopo in diretta. Siamo
Siamo nuovamente in diretta, stiamo attendendo il collegamento quotidiano con la conferenza stampa che tiene il governatore del Veneto Luca Zaia assieme agli assessori Lanzarini e Bottacin dalla sede regionale della Protezione Civile. Questione di minuti, ma intanto andiamo ad Arzignano e parliamo di una interessante applicazione, una app che è nata dall'idea di 4 assessori comunali. Sentiamo. Si chiama arzignanoacasa.it ed è la web app voluta dall'amministrazione comunale di Arzignano per aiutare sia i tanti negozi e locali della cittadina che gli abitanti. L'applicazione, frutto della mente di un gruppo di assessori, tutta locale ma esportabile, mette in rete e in relazione i servizi a domicilio delle attività locali e gli abitanti. Un'idea nata dalla crisi ma trasformata in opportunità di crescita ed innovazione tecnologica. Un servizio esclusivo soprattutto per i cittadini e un'occasione però di miglioramento per i commercianti per aiutarli a resistere durante l'emergenza coronavirus di oggi, ma soprattutto per resistere e superare i grandi rischi della globalizzazione di domani. Un corso accelerato di social media per molti esercizi commerciali che oggi porta a casa anche riconoscimento da parte della provincia di Vicenza e chissà che non possa diventare da esempio anche per altri comuni. Ora voglio condividere questa esperienza anche con gli altri comuni e sono sicura che questo progetto sarà davvero uno strumento valido per aiutare appunto i nostri esercizi commerciali a superare la crisi. E intanto continuano ad arrivare, come sempre, tantissimi messaggi da parte di voi telespettatori. Il numero lo state vedendo al 340-3218-806, messaggi che cercheremo di leggere il più possibile, ma in ogni caso vengono trasmessi, vengono scritti e riportati, li potete leggere sui vostri schermi. Ricordo, inviate messaggi, inviate anche disegni, video e quant'altro, non fate telefonate perché purtroppo noi non riusciamo a rispondere, fisicamente parlando non ce la facciamo, se siamo in diretta non possiamo rispondere e di conseguenza vi chiediamo cortesemente di non fare telefonate ma inviare soltanto messaggi, video oppure fotografie. Anche con i vostri disegni, ricordiamo la rubrica dedicata proprio ai disegni dei più piccoli e l'invito lo vogliamo lanciare da oggi anche magari ai nonni, perché abbiamo visto che ci sono tanti nonni che contribuiscono a questi messaggi di speranza in questo periodo così difficile, che rivolgono attraverso le nostre telecamere ai loro nipotini. Allora invitiamo anche voi nonni a mandarci i vostri lavori che verranno come sempre messi in onda, trasmessi durante le nostre edizioni dei telegiornali. E intanto cominciamo allora a leggere qualcuno dei messaggi. Un ringraziamento, sono tanti a dir la verità i ringraziamenti che arrivano al governatore Zaia. Bello questo, l'uomo va al di là della bandiera politica a cui appartiene. Grazie Luca, questo è davvero un bel messaggio, molto più profondo di quello che si possa pensare. Ancora, lo so che è ora tarda, voglio farvi lo stesso questa domanda, se mi potete dare una risposta. Questa signora deve aver scritto questa notte o ieri sera. Si può fare pranzo o cena assieme ai figli e alle loro famiglie? Mi potete aiutare a chiarire questo dilemma perché sono congiunti stretti, giusto? In realtà è stato detto in diverse occasioni dallo stesso presidente Zaia che si può andare a trovare i congiunti, quindi genitori, figli, nipoti, però è stato detto abbastanza in maniera chiara che non ci si può fermare a fare pranzi comunitari, pranzi di famiglia, quindi vedersi ma fino a un certo punto. Di conseguenza si vanno a trovare i genitori, si vanno a trovare i figli, i nipotini, però cercate di evitare di fare pranzi comunitari, questi non sono concessi, non sono ammessi. Posso andare a fare la spesa in un comune diverso da quello di residenza? Certo, questo tra l'altro era stato permesso anche in precedenza, quindi durante la fase 1, resta sempre valido il discorso di una persona per nucleo familiare che indossi mascherina, mi raccomando, guanti e può andare tranquillamente a fare la spesa nel comune diverso di da dove lei risiede, soprattutto se magari nel suo comune non esistono supermercati o strutture adeguate a sopportare appunto le vostre richieste. Vediamo assieme che è arrivato il presidente Zaia. Ben trovati, buongiorno a tutti. Non siamo in ritardo, no? Eccoci qua. Allora, intanto un saluto a tutti coloro che sono collegati, bollettino, alcune informazioni e poi anche
qualche piccola novità. I tamponi fatti ad oggi, bollettino di questa mattina, sono 383.442, sono 5.000 tamponi in più rispetto a ieri. Tra l'altro questa mattina i nostri tecnici hanno avuto una videoconferenza con la Corea, stiamo tessendo rapporti con la Corea, ovviamente con le autorità coreane, Corea del Sud, per cercare di capire. Perché discriminare? Abbiamo pensato male. No, siccome voi giornalisti fate sempre confusione, ho specificato Corea del Sud, dopo domani scrive Zaia. Amico di Tigre. Fra l'altro tu hai fatto un titolo non tanto bello oggi, è fuorviante quel titolo. La Regione Veneto non ha mai tagliato fondi alla sanità, è il governo che ce li ha tagliati, i governi che ce li hanno tagliati. E infatti è stato scritto. No, non avete scritto, avete scritto tagli i fondi della sanità, uno che non ha gli strumenti pensa che sia la Regione. Però l'articolo era perfetto, impeccabile. E allora, dicevo, quindi con la Corea stiamo tessendo buoni, ottimi rapporti, perché penso che ci sia, come al solito, noi dobbiamo ragionare da veneti. C'è molto da mutuare dalle esperienze altrui e questo è fondamentale per tutti noi. E quindi andrà avanti anche questo rapporto con la Corea. Del resto anche i coreani sanno che noi abbiamo fatto più test di loro, per cui siamo colleghi, no? Per usare una battuta. L'isolamento 6.779 persone in isolamento, sono meno 51 rispetto a ieri. Il numero dei positivi sono 18.373 più 55 rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.056 meno 2, ma insomma vedrete che andremo avanti, io spero bene. Terapie intensive, tenetevi duro, siamo andati sotto i 100, 99 meno 4, quindi ve la segnate nel curriculum sta giornata, perché è una giornata importante, perché anche il modello oggi è stato confermato proprio da questo numero. Sapete che abbiamo delle soglie, no? In tutti i modelli matematici, meno 4, i dimessi sono 2.703 più 9, quindi se fate un conto si va verso una cifra importante di quasi 4.000 persone curate durante questa tragedia, quindi più 9 i dimessi. I morti sono 1.194 più 10, in totale sono 1.528. Quindi i morti in Veneto per coronavirus in ospedale e fuori dall'ospedale sono 1.528. I nati sono 59. Bene, due brevi altre informazioni e dopo passerei a alcune considerazioni. Innanzitutto sul fronte donazioni, mi chiedono un aggiornamento che vi do, eccolo qui. Siamo a 36.817 donatori, per un totale, ormai manca qualche migliaio di euro, di 57 milioni di euro. Quindi ringrazio tutti e nella speranza che si continui questa chiamata di popolo. Faccio anche appello magari alle grosse realtà che magari mi hanno già contattato, si sono informate, quindi ringrazio quelli che hanno donato e quelli che stanno pensando di donare. E per noi non è come si può dire, non è una goccia nel mare, ma sono container di acqua che stanno arrivando e per cui utilissimi per noi. Però quando si parla di donazioni vi dico sono 1 milione di euro. Invece c'è Lucia Coldebella, che è una bimba avevo anche l'età da qualche parte, volevo dirvi anche gli anni. Vabbè, è una bimba sicuramente giovane, avrà sui 6-7 anni. Mi ha mandato dalla Mon, Lucia Coldebella, mi ha mandato una bella lettera, ha mandato il disegno che entrerà nella grande mostra che faremo e la sua donazione, eccola qui, 1 euro.
ha rotto il salvadanaio, ci ha mandato €1, quindi ringraziamo Lucia, eccolo qui l'euro attaccato con lo scotch, ringraziamo Lucia per aver rotto il salvadanaio e avermi scritto una lettera che parla delle difficoltà e delle preoccupazioni per la mamma e il papà che fanno 2 lavori ovviamente che li espongono a contatti, e questo è il disegno. E poi c'è un'altra bimba, Veronica Cattelan, che ci manda sto disegno, è di 6 anni, anzi sì 6 anni, e ci ha mandato questo disegno sempre sulla partita coronavirus. Ve li volevo citare, considerate che stanno arrivando un sacco di bei lavori dai bambini e ci siamo presi l'impegno di organizzare una grande mostra e direi che è il minimo che dobbiamo fare per riconoscere il grande impegno dei bimbi che hanno donato, e molti bimbi hanno donato e soprattutto mandato disegni. Detto questo, vi dico 2 considerazioni, eccoci qua. Allora, voi avete visto stamattina si è aperto, io avevo anche un dato qui, scusate, avevo il dato, ce l'hai Carlo? Ah, se me lo recuperate, grazie. Sì, ce l'ho sopra, l'ho lasciato sopra. Vabbè, stamattina sapete che si sono riaperte, diciamo, molte aziende, abbiamo un incremento importante di traffico, l'avete visto, di parcheggi, di tutto quello che sono le movimentazioni, e 1.200.000 veneti comunque hanno ripreso le loro attività lavorative. E oggi noi iniziamo il percorso di sorveglianza estrema e anche di non di tranquillità, ma di grande preoccupazione per quel che riguarda il rispetto delle regole, il rispetto di molti accorgimenti che sono stati suggeriti e magari anche registrati nelle diverse ordinanze che abbiamo fatto, però la volontà di dire che in questa settimana, 10 giorni, ci giochiamo il futuro. Nel senso che voglio ricordare che se avessimo, grazie Carlo, se avessimo una recrudescenza importante di reinfezione, quindi di casi positivi, ma meglio ancora di aumento di ricoveri e terapie intensive, capite che non possiamo che ricorrere a misure restrittive, perché non possiamo ripensare di avere un contagio totale. Quindi chiedo l'impegno di tutti. Allora, ci sono arrivate un sacco di segnalazioni, se è pur vero che si segnalano le brutte azioni, non le belle azioni, immagino che queste segnalazioni siano minimali, no? Però c'è ancora qualcuno che gira con la mascherina, il tutorial ve l'ho fatto 1000 volte, o con la mascherina così, perché vale una mezza multa e quindi uno poi se la gioca, o così, che è inutile, quindi è da multa, così va portata. Lo dico perché la mascherina è un presidio sanitario, è come un farmaco, è un salvavita al punto tale che ricordo, lo dico tutti i giorni ma non mi stancherò mai di dirlo, dei 10.000 medici che abbiamo testato al fronte nei nostri ospedali, solo l'1,3% si è infettato, il che vuol dire che se noi cittadini portiamo con regolarità e per bene la mascherina, sicuramente abbiamo grandi benefici nel mettere alla sicurezza la nostra salute e quella degli altri. Quando si porta la mascherina? Allora, se volessimo, togliendo le categorie che sono esonerate, che sono i bimbi sotto i 6 anni e i disabili o persone che hanno certificato la difficoltà di natura sanitaria, tutti gli altri cittadini uscendo di casa la debbono indossare con l'esonero parziale, temporaneo, per coloro che fanno attività fisica intensa, della serie esco di casa, parlo del mio caso, no? Esco di casa, me la metto, attraverso il parcheggio, si apre il cancello del condominio, vado fuori, mi riscaldo 300-400 metri camminando, dopo inizio a correre e la tiro giù. Appena ho finito di correre la rimetto in posizione. Questo dice l'ordinanza.
Vi prego di non trasformare la partita della mascherina come il totem del proibizionismo, no? Cioè è vietato l'alcol, giro con la bottiglia dentro nel sacchetto. E la mascherina diventa, vediamo chi è più furbo, se è più furbo la forza dell'ordine che mi controllo, io che riescono a farla franca. No, mascherina è un presidio che io invito tutti a utilizzare. Proprio per questo vi ho portato 2 video, uno lo rivediamo e un altro dà un'idea di che cos'è questo virus. Se possiamo spegnere le luci, guardate, sono 2 video eclatanti. Iniziamo da quello storico, che è bene che rivediamo, quindi ricordiamo i cittadini. Vi faccio una preghiera, so che uno è della RAI e uno di Mediaset. Se potete, non so se funziona così, ma per dare aiuto ai cittadini, se potesse... La sua permanenza nell'aria, la scienza cerca di dare... Hai già partito? Scusa un attimo. Se poteste dare anche diffusione di questi video nei vostri servizi sarebbe il massimo. Noi cerchiamo di postarli e di far capire ai cittadini cosa accade. Gli studi sul virus e sulla sua permanenza nell'aria, la scienza cerca di dare risposte. Intanto la TV giapponese ha condotto un esperimento su colpi di tosse e starnuti. La corrispondente Giovanna Botteri. La televisione giapponese ha condotto uno studio con i ricercatori dell'Università di Tokyo, utilizzando telecamere ad alta sensibilità e raggi laser. L'esperimento comincia con uno starnuto. Possiamo vedere ad occhio nudo le goccioline più grosse cadere immediatamente a terra. Ma solo attraverso la camera vediamo anche le microparticelle grandi 1 millesimo di millimetro. Sono più chiare e più leggere. Il problema è che anche una normale conversazione genera una grande quantità di microparticelle, semplicemente parlando a voce un po' più alta. Restano sospese nell'aria, non cadono e non se ne vanno. Il professor Tadeda spiega che ancora non si conosce la quantità necessaria al coronavirus per passare da uomo a uomo, ma è probabile che molti contagi siano venuti così. Il rischio sale negli spazi chiusi senza reazione. Il laboratorio simula una stanza con 10 persone. Basta un colpo di tosse per emettere 100.000 particelle. Quelle grosse, le blu e le verdi, cadono a terra, ma le altre restano nell'aria per almeno altri 20 minuti, a meno che qualcuno non apra la finestra per farla andare via. Basta usare le mascherine ed arieggiare ogni ora gli ambienti e il rischio di contagio, conclude Tadeda, si abbassa. Facciamo vedere l'altro che è ancora più inquietante e dà un'idea ai cittadini di quale sia, perché distanziamento fisico e igiene che ormai tutti conoscono, ma chiariti ancora di più da alcune campagne che i governi di tutto il mondo, Italia compresa, si apprestano a lanciare, come questa del Ministero della Sanità israeliano. Un video che rende visibile il nemico e mostra come un semplice gesto o il contatto con un oggetto toccato a distanza di tempo da un positivo possano innescare inesorabilmente il contagio. Ma anche come possano bastare semplici precauzioni per ridurre il rischio. Ancora di più nei prossimi giorni, in cui il comportamento del singolo sarà determinante per non tornare ad alimentare il virus. E nella fase 2 sarà... Sì, il logo, grazie. Bene, grazie. Questo per dar modo ai cittadini di capire che non stiamo parlando di fantasie, ma stiamo parlando di problemi reali. E quindi l'invito a indossare la mascherina. Poi vi voglio dare anche un dato rispetto ad oggi, il dato che mi ha portato Carlo Parmegiani. Sono dei dati indicativi, però vi dico già che lunedì 4 maggio, cioè oggi, rispetto al lunedì 27 aprile, cioè la scorsa settimana, fino alle 10 del mattino avevamo questa mattina circa il 30-32% di traffico in più. Sta parlando dell'autostrada Padova-Brescia. E rispetto alle stesse giornate dell'anno scorso il traffico è passato da meno 67% il lunedì a meno 55%. Quindi un 30% di traffico in più, poi il dato che vi interessa. Sulla CTV, Vaporetti, autobus a Mestre, più 15% nelle prime ore di questa mattina, dalle 6.30 alle 7.45. Poi vediamo questi dati, ma li volevo dire ai cittadini. La CAV, e quindi quello che è il passante,
anche qui più 35% di traffico rispetto al lunedì scorso, più 40 di mezzi leggeri, più 15 di mezzi pesanti. E poi Bus Italia ci dà un più 10%. Vabbè, questi sono i primi dati, ma è giusto diffonderli per dare una dimensione di quello che sta accadendo. Allora, rispetto a tutto questo, oltre alla pieghiera della mascherina, noi stiamo lavorando per un'altra ordinanza che uscirà nel pomeriggio per dare modo di avere un po' di messa in linea rispetto ad alcuni aspetti che vogliamo rendere ancora più comprensibili. Uno sulle mense per i lavoratori. L'abbiamo detto molte volte, noi siamo stati quelli dell'asporto ante litteram di avere introdotto l'asporto. Nell'ordinanza si dice sostanzialmente che per le esigenze di cantieri edili o opere pubbliche, insomma per il tema dei cantieri dove ci sono dei gruppi definiti di lavoratori di una o più imprese, praticamente sono possono avvalersi dei servizi di ristorazione, possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e il relativo orario di ristorazione suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno 1 metro e le norme igienico-sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese deve essere garantito l'uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiature e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni senza permanenza di persone in attesa all'interno o all'esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare mascherine, cambiare i guanti tra i turni e se possibile entrate e uscite devono essere separati. Sostanzialmente diciamo che i ristoranti sono chiusi e le mense sono chiuse, ma possono erogare il servizio a porte chiuse a gruppi definiti in virtù di un contratto che faranno con le imprese sul territorio. Questo per poter dare anche modo di essere più operativi e di ristorare i lavoratori. Un altro sull'ospitalità, questo ci serve per i lavoratori della sanità che vengono da fuori regione. È ammessa l'ospitalità presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all'emergenza. Questo è un tema che vi ricordo che a tutt'oggi sono aperti solo gli alberghi, quelli che sono aperti, per cui se abbiamo personale da ospitare dobbiamo anche fare in modo che le strutture che sono chiuse, per esempio l'agriturismo, se ha dei dipendenti della sanità da ospitare lo possa fare, se non si trovano alberghi, ovviamente se. Attività motoria e sportiva. Ho voluto introdurre questo ulteriore elemento ancora più, come si può dire, di precisione ed evitare di metterlo in una FAQ, perché poi con le FAQ capisco che ci tendono a trovarsi una domanda alla risposta. Quindi l'abbiamo messo dentro sempre in questa ottica di ordinanza vademecum. L'attività sportiva e motoria include, a titolo di ulteriore esemplificazione, l'attività remiera nel numero conforme alle caratteristiche dell'imbarcazione, il motociclismo, il tiro a segno. L'attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento di coppia, cioè svolgimento in coppia nel rispetto delle norme di distanziamento e protezione o con i conviventi, il che vuol dire che se in moto ci vado con un accompagnatore e se sono conviventi non serve la mascherina durante la corsa in moto. Se non sono conviventi o sono magari dei congiunti ma che non vivono assieme, devono avere la mascherina perché fanno parte di comunità, definiamole epidemiologiche, diverse. Questo vale anche per l'auto, lo ricordo, molte ci chiamano. Allora, in auto si va senza mascherina se sei in auto con persone che convivono con te, punto. In tutte le altre situazioni, a meno che tu non sia da solo, questa è una domanda che ci fanno spesso, se sei da solo non ti serve la mascherina in auto, ma in tutte le altre situazioni nelle quali trasporti terze persone che non vivono con te, che possono essere anche parenti stretti, ma tipo tuo figlio che vive in un'altra città, lo vai a prendere alla stazione dei treni perché torna a casa dopo 2 mesi di quarantena, devi indossare la mascherina
sia te che tuo figlio, perché non siete conviventi. Mercati e vendite in aree pubbliche. Allora noi contavamo sul fatto che ci fosse anche un'interpretazione, voi sapete che siamo quelli che hanno introdotto con l'ordinanza la vendita, oltre che dell'agroalimentare, degli abiti per bimbi e i fiori al mercato. Ieri noi non l'abbiamo messo in ordinanza perché davamo per scontato che anche alla luce di molte FAQ nazionali fosse sottointeso. Non importa, la risolviamo subito, poi nel pomeriggio vi daremo l'ordinanza integrale. Nei mercati e analoghe forme di vendita in area pubblica è ammessa la vendita di fiori e piante, libri, vestiti e scarpe per bambini. È ammessa? Sì, sì, sì. Sì, siccome giustamente le forze di polizia municipale è ammessa. Ah no, ho detto ammessa? No, scusatemi, è ammessa. E scusatemi, sicuro, giustamente chi ha fatto i controlli oggi non ha trovato in ordinanza le categorie, noi non le abbiamo messe perché ci sembrava scontato alla luce del fatto che c'è stata un'ordinanza, sono delle FAQ. Adesso risolviamo il problema per i controllori e per i controllati. Accesso ai locali di attività economiche, anche questo è un aspetto importante. È consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, quelle chiuse per capirci, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture. Cioè vuol dire che tu puoi andare nel tuo negozio o nel tuo ristorante, allora il ristorante lo puoi aprire a porte chiuse per i gruppi delle imprese, però per tutti gli altri esercizi commerciali ci puoi entrare tranne che per fare tutte le attività che devi fare, però tranne che per ovviamente aprire la serranda e aprirlo al pubblico. Però insomma vediamolo anche come un'attività di avvicinamento all'eventuale prossima apertura che noi speriamo, se i dati tengono, si possa fare concordare velocemente con il governo. Spostamenti nel territorio regionale. Gli spostamenti ammessi nel territorio regionale per visite a congiunti, come definiti dall'ordinanza, quello che è, scusate, e successivi chiarimenti sono possibili mediante utilizzo di mezzo di trasporto anche da parte di più conviventi. Vuol dire che se si esce di casa per andare in alcune località, che so, trovare dei parenti che sono i congiunti eccetera, si può uscire con i conviventi della famiglia, quindi a noi sembra una norma di buonsenso, cioè non è che dice ma andare a trovare la nonna, ci va uno solo, ci può andare anche la famiglia a trovare la nonna. Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni regolarmente in commercio anche al di fuori del comune di residenza. Altro aspetto, molti ci chiedono ma io posso andare a fare la spesa fuori dal comune di residenza? Sì, perché magari uno è affezionato al suo punto vendita o quello che è, ed è giusto che a questo punto non è più un problema di trasporto perché è già chiarito ampiamente in tutti i provvedimenti. Spostamento verso seconde case e altri beni immobili. Gli spostamenti verso e dalle seconde case e gli altri beni immobili che sono il camper, la barca, la macchina, l'auto in deposito, sono ammessi per le motivazioni indicate anche per quanto riguarda i conviventi con il proprietario o il locatore. Della serie abbiamo pensato, se tu devi andare a ritirare che so, la tua macchina in garage perché comunque hai fatto delle riparazioni, ti deve portare qualcuno, non è che ci puoi andare a dividere e lasciarli in un'altra macchina, cioè, anche questa a noi sembra una norma di buon senso. E poi altri punti che aggiungeremo, oggi io penso, guardate, è già scritta, la vogliamo fare un paio di verifiche, e infatti l'avvocato Butteone è rimasto su per fare un paio di verifiche, adesso è 4 del pomeriggio a farla grande, avete il testo. Sono sostanzialmente interpretazioni puntuali e chiarimenti che evitiamo di mettere nelle FAQ, quindi nelle domande da ricercarsi sul sito eccetera, perché poi finisce che qualcuno perde, lo vediamo anche da molti quesiti che sono fatti, è molto più immediato per i cittadini avere le due ordinanze, se le scaricano sono scritte in maniera chiara per cui uno riesce a regolarsi. Prego, se avete domande ragazzi. Abbiamo col consueto ordine Filippo che è sempre il primo, intanto gli altri alzano la mano.
Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Ecco, magari qualche dettaglio di chiarimento su queste ordinanze. Per esempio, chi va in auto da solo non ha bisogno di mascherina, chi va in moto o in bici da solo? Ma infatti, allora, chi va in bici da solo in teoria la dovrebbe portare, a meno che non faccia un'attività, diciamo, che prevede uno sforzo fisico. Allora, se uno ci va in bici perché dice ho tornato le sigarette, penso che non faccia i 50 all'ora e voglia battere il record all'ora. Ci va, diciamo, come si può dire, in maniera tranquilla. Chi invece fa attività di preparazione fisica, fa ciclismo su strada o quant'altro, è ovvio che non deve portare la mascherina, perché sono attività dove c'è uno sforzo fisico intenso e l'uso della mascherina, come per la corsa campestre o il jogging in generale, può dare dei problemi. Ripeto, ieri ho fatto un esempio infelice, ma rende l'idea, è come respirare in un sacchetto. È ovvio che vai in ipossia e poi rischi di svenire. Però sì, c'è sempre il distanziamento sociale di 2 metri. E in moto? In motocicletta, se sei con un convivente, la mascherina ovviamente si tratta il tema del veicolo, la moto è un veicolo e quindi è paragonata al veicolo. Se la persona dietro di te o davanti a te non è un convivente, ci vuole la mascherina. Perché comunque il contatto, non c'è un droplet. Se sono da solo no? No. No, perché viene considerata come l'auto è un veicolo. Ecco, è un veicolo. Un'altra domanda, magari questa forse più sostanziale. A fronte, cioè leggiamo che oggi si sono rimessi in moto circa 4 milioni e mezzo di italiani. Di questi 4 milioni e mezzo, circa 1.200.000 sono veneti, che è una percentuale molto rilevante nel totale. Un quarto. Ecco, qual è la sentinella che il Veneto ha messo in campo davvero per capire se la situazione rischia di generare ulteriori diffusioni del contagio? Certamente c'è l'indicatore dei ricoveri, ma insomma c'è un campanello d'allarme in grado di suonare se l'affollamento, i contatti, la situazione vira verso un pericolo? Sì, allora, intanto cominciamo col dire che l'ordinanza che ha aperto, diciamo, in maniera importante è del 10 aprile. 10 aprile il governo decide di autorizzare i codici Ateco, di autorizzare le deroghe e anche gli eventuali silenzi-assensi. Cioè per noi il lockdown è finito il 10 aprile. Lockdown vuol dire tutto giù, tutto chiuso, e quindi da 10 aprile 4 maggio sono esattamente 24 giorni, più o meno, giusto? In 24 giorni noi abbiamo avuto una discesa dei valori. L'avete vissuta assieme a me, facciamo parte tutti di questa pagina di storia. Abbiamo visto terapie intensive, ricoveri, scendere e aumentare le dimissioni. Quindi vuol dire che la fine del lockdown del 10 aprile ad oggi non ha prodotto, diciamo, dati di incremento e di preoccupazione. A questo mezzo lockdown se ne aggiunge la fine del lockdown. Io oggi direi che ufficialmente finisce anche quel po' di lockdown che c'era, no? Restano ovviamente alcune attività che sono i commercianti, che sono molte altre attività, i ristoranti, i bar, però è pur vero che i cittadini, questo a noi interessa, escono di casa. Cioè oggi le motivazioni per uscire di casa sono tante e talmente diciamo variegate che chiunque può uscire di casa, quindi vuol dire che di fatto veramente è liberi tutti. Per cui oggi noi sappiamo che questo è il banco di prova importante. Quali saranno i tempi? Allora, da punto di vista di reinfezione sono 7-10 giorni, perché se adesso c'è qualche positivo che scambia in maniera irresponsabile il suo virus con qualcun altro perché non porta la mascherina, non ha gli accorgimenti, noi fra 7 giorni, 10 giorni avremo già le curve che si incrementano. Noi abbiamo un sistema di biosorveglianza, abbiamo tutto un piano di biosorveglianza e quindi guardiamo sì, come dici bene te, gli indicatori che sono a valle, no? L'ospedale e le terapie intensive, ma nel piano di biosorveglianza, che è molto complesso e che ci ha qualificato fin dai primi giorni del 21 febbraio, noi monitoriamo anche la presenza del minimo focolaio, nel senso che se ho un positivo ce l'ho perché sarà sintomatico, ipotizziamo,
Finisce che in una località X del Veneto c'è un positivo, che è quello che accade anche in queste ore. Si va subito a fare il tampone, si fanno gli isolamenti fiduciari dei contatti del positivo, quindi il positivo non ha solo moralmente come si può dire, la responsabilità di non contagiare qualcun altro, ma manda in isolamento anche gli altri, quindi è una doppia responsabilità che ha, quindi contagiare e mandare in isolamento persone innocenti che vanno in isolamento per colpa sua. Fatto questo, cosa succede? Che noi abbiamo la mappa del Veneto proprio in maniera digitale e vediamo i puntini. Quando vediamo, guarda, c'è una bella immagine, questa qui, guardate, questa è una mappa, vedete che girandola c'è qui, no? C'è una conchiglia rossa. Questa è una casa di riposo. Noi sappiamo che qui c'è un focolaio, ma è circoscritto. Se fossero abitazioni invece che uno stabile, ma fossero dei nuclei abitativi, cioè questo sarebbe un focolaio da far tremare i polsi, perché vuol dire che c'è un paese che si sta infettando. Qui all'interno di una unità residenziale, fra l'altro esposta perché è un'attività, un RSA, e quindi quando vediamo la mappa su questo tema sappiamo già quindi biosorveglianza. Guardate, questo è onor del vero. Io ho letto che ci sono aziende che dicono ma siamo stati noi a far tutto. No, guardate, un discorso è dare come si può dire, gli strumenti di natura tecnica, ma il progetto sul quale si è basato tutto è un progetto ovviamente sul quale hanno lavorato i nostri. Cioè, vorrei ricordare questo, lo dico perché insomma, un giorno leggo di uno che dice o una che dice che se facciamo i tamponi in casa è merito suo. No, scusa, sono i nostri tecnici che hanno detto si fa così e così riesci a darci il supporto di natura industriale e così via con tutto quello. Vedete, questa è la geolocalizzazione, la vedete? Abbiamo, in base al colore sappiamo quali sono i contatti, quali sono i guariti, morti, eccetera. Cioè noi stiamo costruendo una mappa veramente minuziosa del Veneto rispetto ai contatti, guariti, positivi, isolamenti, morti e tutto. Su questa cosa volevo fare una domanda. Prego. Supera, sì, no, ma volevo collegarmi a questo punto qua. Ma supera l'app Immuni oppure... L'app Immuni è un'altra roba. No, e volevo capire una roba, ma il punto viene l'abitazione o... Visto che adesso la gente va a lavorare la fabbrica, no? Dico per capire... Noi abbiamo sempre la residenza, però è ovvio che nel momento in cui il lavoratore che lavora nell'azienda X, ho imparato a non far più esempi per dopo ogni volta cena polemica, il lavoratore che lavora nell'azienda X e che abita a 100 km da quell'azienda, ci crea comunque un focus sull'azienda e quindi andremo a testare tutti i contatti, non è che giriamo attorno a casa. I suoi contatti sono tutti coloro che lui frequenta, a prescindere dalla residenza. Quindi non avendo l'app è più estesa. L'app Immuni cosa introduce rispetto al ragionamento che noi facciamo? Ti certifica il contatto, cioè ti risparmia il lavoro di andare dal positivo e dire scusa, tu chi frequenti, dove vai? Ci puoi dire negli ultimi 10 giorni dove sei stato? Ma ci hai mangiato assieme, ci hai parlato, sei andato in auto assieme, cioè c'è tutta una ricostruzione mnemonica di tutto quello che è accaduto. Ovvio che è meno efficiente di un software che traccia tutti i contatti, cioè identifica i contatti. Però sì, ma questa qui esiste dal 21 febbraio, era già operativa questa, Sì, che a qualcuno venga dubbio che è roba di adesso. Cioè noi abbiamo chiesto solo supporto informatico, non è che ce l'ha inventata qualcuno sta roba qui. I nostri informatici, poi c'è stata anche ingegnerizzazione, però noi abbiamo uno staff informatico all'interno della regione. Prego. Massimo, avevi altro? Sì, volevo solo una precisazione sugli Così sport. Sì, scusami, prima. sugli sport. Allora, ieri mi sembrava di aver capito, sport individuali, anche di squadra, purché l'allenamento sia individuale. Sì. E sport individuali, anche il tennis? Sì, è comprensivo, cioè noi lo consideriamo individuale perché tale è. Si possono aprire, quindi i centri sportivi possono aprire se rispetto per l'agonismo. Solo per l'agonismo? Cioè, nel senso che i centri sportivi per l'allenamento di squadre
indoor, cioè con porte chiuse all'interno, lo si può fare nel caso di professionisti e di chi fa agonismo in generale. Sì, anche i dilettanti, diciamo. Sì, agonismo. Perfetto, no, perché ci erano arrivate delle domande. C'è un discorso, uno che va a allenarsi a nuoto per mantenersi in forma fisica, che è degno di assoluto rispetto. L'altro discorso è coloro che gareggiano, fanno gare a diversi livelli. Emiliano, Prego. Antonella Prigioni, Ilaria Marchiori. No, forse c'era un'altra domanda. Massimo. No, mi chiedeva lei del golf. Ma... Il golf sì, è già previsto dall'ordinanza, era già ieri in ordinanza. Sì, ma volevo capire questa cosa, l'apertura, cioè è aperto solo per chi fa agonismo o per i soci del club anche? No, il golf è per i praticanti, tutti i praticanti, sì, okay. Perché è uno sport individuale all'aria aperta e quindi si presume che non ci siano assembramenti, comunque sono vietati. Prego. Allora, rifaccio il giro. Emiliano, Martina Zambon, Prigioni, Marchiori. Presidente, buongiorno, sono Ciao. solo dei chiarimenti perché appunto si è creata la contrapposizione tra l'ordinanza come al solito e il DPCM e le persone poi temono sanzioni. Uno dei temi appunto era lo sport individuale o no, ma ha già risposto. Le chiedo invece per l'asporto legato ai bar, c'è sempre, ricordo bene, il dovere insomma di prenotare tramite telefono o via online. Nel DPCM, mi corregga se sbaglio, invece no, è un po' più vago, puoi andare tranquillamente a prendere l'asporto. Sì. Quindi la categoria chiede, cioè questa volta la regione diciamo è un po' più restrittiva rispetto, sembra. Ma noi abbiamo mantenuto l'ossatura dell'ordinanza e si mutua sempre in maniera estensiva. Guardate, peraltro non c'è nessun conflitto con il DPCM o col governo, ve l'ho detto fin dalle prime ore, cioè noi non facciamo le ordinanze per far vedere che siamo più bravi degli altri, noi le facciamo a volte per dare l'interpretazione autentica, per uscire dal tema delle FAC, e quindi dico, ringrazio tutti coloro che controllano, però direi a tutti di non avventurarsi in disquisizioni giuridiche perché non compete a chi controlla. Cioè chi controlla deve applicare l'ordinanza, perché a volte arriva cittadini e dicono ma mi hanno detto che il DPCM vale più dell'ordinanza. No, l'ordinanza non vale nel momento in cui c'è una sentenza che dice che non vale. Punto. Io sono autorità di protezione civile in un contesto di emergenza, quindi sono anche soggetto attuatore. Quindi quando firmo un'ordinanza non la firmo solo come nella qualità di Presidente della Regione, ma anche come a soggetto attuatore di protezione civile. Le nostre ordinanze vengono depositate in unità di crisi, quella di ieri è stata depositata, stamattina abbiamo fatto un'unità di crisi, viene messa a verbale e agli atti. Quindi non esiste che qualcuno si avventuri a fare attività che non sono di competenza di chi controlla, cioè decidere cosa applicare. Quindi l'ordinanza è più estensiva, si applica l'ordinanza. Il DPCM è più estensivo, si applica il DPCM. Si sta sempre, come dire i veneti, dalla parte del formaio. Chiaro, no? Quindi in questo caso si applicherebbe giusto quella che è più, come diceva lei, più... Parlo contro i miei interessi. Sì, noi abbiamo ripreso i passaggi dell'ordinanza, ma se c'è un DPCM che chiarisce che l'ordinazione non serve farla, va così. Mi fanno anche notare che questo potrebbe essere appunto un periodo particolare per le celebrazioni delle confessioni, delle cresime. Verrà tutto slittato più avanti, che lei sappia. Questo non compete a noi. È una domanda che gli chiedo. Nel senso non compete a noi. Immagino che se riusciamo a dialogare in maniera costruttiva col governo e se i dati di natura sanitaria tengono per la riapertura anche delle ultime attività a breve, immagino che ci siano anche le chiese poi di mezzo, perché sarebbe ingiustificabile aprire in maniera così importante e dire che ad una messa dove il distanziamento fra l'altro lo puoi anche garantire perché sei imposti sui banchi, è più tranquillo di così. Insomma, lo dico per giustezza. Grazie Presidente. Prego. Martina Zambon, Corriere del Veneto.
Buongiorno. Ciao. Ciao. Due domande per cortesia. Una sui trasporti, trasporto pubblico locale. I fondi governativi non ci sono ancora, si aspettava che venissero inseriti nel DPCM del 26 aprile, invece no. L'assessore De Berti dice che sarà un buco come minimo di 150-200 milioni per il solo Veneto. Quanto vi preoccupa questa cosa? Questa è la prima. E l'altra invece sulle elezioni, nel senso che ieri il ministro Boccia ha dato un'apertura forse inaspettata dicendo sì, avevamo detto di no in base alla situazione sanitaria come era stata valutata in quel dato giorno dal ministro Speranza. Quindi domani siete in audizione alla Camera. Quindi. Ma guarda, rispetto al TPL noi siamo molto preoccupati, però come dico io, solo i pessimisti non fa fortuna, cioè non è che possiamo paralizzare tutta l'attività pensando che abbiamo un buco di 150 milioni, stiamo erogando un servizio ai cittadini ed è giusto che sia erogato bene. Quando parliamo di TPL parliamo di pullman, di autobus, di treni e quant'altro, e dopodiché penso che a livello nazionale sarebbe inverosimile se non ci fosse, come si può dire, una presa di coscienza che questo è un problema generale, non è un problema di una regione che amministra male, questo è un problema generale perché il TPL ne esce bastonato nel momento in cui applichi il droplet, hai un terzo dei viaggiatori in linea teorica sugli autobus e metà viaggiatori possibili sui treni. Quindi noi, posso dire, lo do quasi per scontato che questa sia una situazione che deve essere risolta a livello nazionale. Per quanto riguarda l'elezione, penso che il ministro Boccia abbia fatto sicuramente un'uscita di buon senso, di uno scenario che si va giorno dopo giorno, salvo smentite, giorno dopo giorno sempre più consolidando. Cioè, quando si è iniziato a parlare delle elezioni era i primi di aprile, no? Si può anche immaginare che il ministro della salute fosse più preoccupato di oggi o quello che è, però io non posso non rilevare che ho 24 giorni di discesa delle curve nonostante le aperture. Penso anche che se questa situazione di oggi, immaginate la foto di oggi, non andiamo a prendere foto di situazioni migliori fra una settimana, 10 giorni, 2 settimane, un mese. Se noi pensassimo alla foto di oggi e la trasponessimo a metà, fine luglio, avremmo difficoltà a dire ai cittadini che non possono andare a votare, perché comunque è tutto aperto, capite che sta cambiando lo scenario sotto gli occhi, quindi penso che sia un'opportunità per il governo anche di messa in sicurezza della democrazia, approfittare della prima finestra utile in sicurezza. Ovvio che poi ci sarà un parere del Ministero della Salute, però lo penso ragionevole e penso che sia di assoluto equilibrio. Antonella Prigioni. Ciao. Innanzitutto se temete un nuovo focolaio all'ospedale di Noale, e la seconda domanda, sempre più privatamente ci si fa il test sierologico, però il risultato uno non è obbligato a comunicarlo al proprio medico di base e magari tanti positivi in qualche modo possono sfuggire alla banca dati. Come fare a intercettare questi dati? Ma guardate, intanto c'è l'obbligo da parte dei refertanti e lo scriveremo anche ulteriormente, di segnalarci i casi, perché non possono, cioè il sistema che fa i referti non può chiamarsi fuori dal piano di sanità pubblica. 2, c'è un atto di totale irresponsabilità da parte del positivo che è da penale, perché uno può andare a ammazzare gente per una banalità, può ammazzare delle persone, per cui chi è positivo deve andare, piuttosto diamo un'informazione del suo medico di base, il quale è tenuto, secondo ovviamente le direttive, a prescrivere subito un tampone e provvedere a un primo isolamento. Dopodiché intervengono i nostri sistemi SISP e eventualmente le USCA se serve, ma comunque interviene la sanità pubblica che dispone gli isolamenti dei contatti o quant'altro. Ma il tampone è fondamentale, cioè qualsiasi test venga fatto, sierologico rapido piuttosto che col prelievo del sangue, è fondamentale che poi si passi al tampone e si fa un quadro definito. Ma noi abbiamo sempre sotto occhio tutti quelli che sono nuovi micro o focolai importanti, hanno tutti una loro storia e ovviamente stiamo seguendo anche su questo fronte, cioè, dovremmo abituarci ogni tanto a qualche lampadina che si accende.
perché questa è la fase di transizione che io spero ci porti alla tranquillità. Grazie. Prego. Rete Veneta, Antena 3. Sì, Presidente, buongiorno. Ho parecchie domande, soprattutto tecniche, di spiegazioni. Sarò brevissima. Prego. Allora, la prima, mi arriva una segnalazione da una signora di Padova che questa mattina sostiene di essere stata al mercato. Le è stato detto che non si possono vendere piante e abiti. Sì, e l'assessore al commercio ha detto dipende dall'ordinanza del presidente Zaia. Quindi, Ho detto, ho fatto tutto un discorso. Sì, quindi confermiamo questa Confermo cosa. tutto. Ok, poi mi riallaccio perché prima ho provato ad inserirmi ma non ci sono riuscita a quanto detto sullo sport dal collega Zennaro. Tennis club, c'è confusione all'interno proprio dei tennis club, possono accedere solo i professionisti o anche... ok, quindi uno... È attività sportiva. È un punto, al punto precedente. Ok, perfetto. Altra cosa... Scusate, così se no se lo sentono così. L'attività sportiva agonistica è su un punto dell'ordinanza. Nel punto precedente, adesso non ricordo il numero, sì, va bene. È elencato anche il tennis con fra le attività sportive motorie che possono fare i cittadini. Ok, perché questo telespettatore mi ha telefonato proprio stamattina dicendo che ha chiamato il tennis club e gli è stato detto che c'è confusione e non sanno come fare. Ma c'è l'ordinanza, guardate, del resto il tennis è uno sport che prevede la presenza di un campo. I campi uno ce l'ha a casa o ce l'ha presso una struttura privata che noleggia i campi, cioè non è che ci sono tante alternative. Siccome è autorizzato come attività sportiva e motoria, intesa come individuale, tanto è vero che è citato assieme al golf, che abbiamo citato prima, e ad altre attività. Ok, un'altra, le faccio l'esempio pratico così andiamo diritti. Una mamma e un figlio, un marito e moglie, insomma persone che vivono insieme, possono da oggi prendere l'auto, stanno a Padova e dicono ci andiamo a fare un giro a Cortina. Ma a Cortina a far cosa? Un giro. No, tanto no, per prendere... ci vuole motivazione, ok, motivo indifferibile di salute, di lavoro, ma la scampagnata non è autorizzata, cioè se il tema è domenica e sabato tutti al mare, non funziona così, l'ordinanza non prevede questo, ma siamo pure in una fase di sanità pubblica importante, quindi ovvio che c'è ancora qualche restrizione. Se ci comportiamo tutti bene andremo a riempire la spiaggia, se no si torna come gioco dell'oca alla casella di partenza. Ok, e dunque a questo proposito, obbligo mascherine. Sì. Abbiamo detto che ci sono degli esoneri, insomma, i bambini sotto i 6 anni e chi fa una determinata attività sportiva. Io sto passeggiando tranquillamente e facciamo a 10 metri, no, più avanti c'è una persona che sta venendo in senso contrario, ok? Correndo senza mascherina, ok? Mettiamo che nel frattempo starnutisca e non usa né il gomito né niente e la mascherina è abbassata, rimane nell'aria, io mi incrocio e ci passo. Tu intanto dovresti avere la mascherina indossata. Sì, benissimo. E ti metti in sicurezza. Ok, però io... Lui se starnutisce deve starnutire quantomeno nel gomito. Ok, mettiamo che invece non starnutisca e sta parlando al cellulare. Comunque e corre, sì, fenomeno. Le assicuro che ne ho visti. Sì, anche a mio faccio, ma con l'auricolare. Sì, ma mettiamo che abbia l'auricolare, però sta parlando comunque. Sì, quindi... Scusa, ma la domanda più vera è: ma dove sei che devo accorgerti? Io non vado a correre, io cammino. Sì, giustamente Buttacini, l'assessore ricorda i 2 metri, sono obbligatori. Sì, però l'incrocio a 2 metri. Se non lo fa lui, fanno tutti sportinati, ma c'è noi. Ho capito, però cioè, comunque queste cose si creano. Ecco certo. Perché poi ci sono le psicosi e partono... Perché è sempre il solito discorso della mela spaccata a metà, è impossibile spaccarla a metà, ci vuole buon senso. Ci vuole buon senso. Ti dico come faccio io. Vado via con la mascherina, ve l'ho fatta vedere, non so neanche dove l'ho messa. Vabbè, insomma, vado via con la mascherina, l'ho fatto ieri. E chi mi ha visto può confermare che è così. Vado via la mascherina e corro così. Appena incrocio qualcuno, faccio così. Perdo quel 30 secondi e poi rifaccio così, basta, è finita. Ecco, però non tutti lo fanno, anzi tantissimi non lo fanno. Allora, ci sono i limiti di velocità in strada. Sì. Chi non li rispetta perché non li vuole rispettare, cioè non è che... E parla uno che ha avuto la patente ritirata. No, ve lo dico io così evitate di scrivere monata. Io avrei tantissime domande, facciamo... Il Presidente ha parlato di responsabilità individuale, non è che domenica e sabato andiamo tutti a Jesolo. Ecco, però io già
sentendo, molta gente dice no, ma io vado a Jesolo per fare dell'attività sportiva individuale, vado a correre a Jesolo. Cioè dopo, qui non si può fare che un appello, immagino. Ma l'appello è concreto, cioè dobbiamo ancora portare pazienza. Cioè, se l'avete visto l'immagine della città che pian piano diventa tutta rossa, no? Cioè il contagio si diffonde. Questo è lo scenario. Cioè, vogliamo passare alla storia con il contagio delle spiagge? No, non lo so, non mi sembra il caso. Portiamo un po' di pazienza, ci sono dei luoghi comunque per l'attività sportiva che si possono fare più in sicurezza. Uno va sul Brenta, sul Piave, va sulle colline, insomma. Cioè, evitare gli ammassamenti è fondamentale. E comunque la mascherina va utilizzata. Adesso anche un appello. Ho ricevuto prima un messaggio di una persona che è stata picchiata stamattina e mi spiace a Venezia, come mi è dispiaciuto dell'ingegnere dal Bignasego che anche lui ha preso le botte. Allora, questo signore vede delle persone, invita una di queste persone a indossare la mascherina e l'ha legnato. È andato a pronto soccorso, è roba di un'ora fa. Cioè, capite? Cioè, non può funzionare così. Cioè, dobbiamo essere comunità. Anzi, io sarei tentato di dire, se vedete qualcuno senza mascherina, magari in maniera cortese fate segno, però capisco che se la risposta è che prendi le legnate, vuol dire che qualcosa non funziona. Io ho moltissime domande, scusate colleghi, se no qui non finiamo più oggi. Cominciamo dal MAS e da Asca News. Presidente, ne sa qualcosa dell'ipotesi che si torni a messa con la protezione civile che vigila sul distanziamento in chiesa e sulla sanificazione? No, non ne so nulla, ma io la considero praticabile. Guardate, pensate anche al tema delle cerimonie funebri. Cioè, noi abbiamo avuto 1500 morti, più tutti coloro che sono morti per altri motivi che non hanno avuto un degno saluto. Adesso uno può essere religioso o non esserlo, però insomma ci va anche il laico a una cerimonia funebre perché comunque è un rapporto con la persona e l'ultimo saluto non è una roba irrilevante da relegare solo al credente. Penso che sia grave e mi spiace per tutti coloro che non hanno avuto l'ultimo saluto che si meritavano. Insomma, abbiamo conosciuto anche delle persone, lo sapete anche voi, che sono morte durante questo periodo, non di coronavirus, famose nella nostra comunità. Abbiamo dovuto fermarci alla lettura della notizia e inviare un telegramma. Piero L, Giornale di Vicenza. Il Viminale indica che per congiunti si intendono anche gli amici stretti. È un concetto valido anche per il Veneto? Noi abbiamo visto una circolare del genere, noi non abbiamo visto, ad oggi a noi non risulta che ci sia questa circolare. Si parla del sesto grado, di tutte le storie che volete, però guardate, verificheremo, ma a noi non risulta, è stato il vice ministro della salute che ha detto che gli amici stretti sono congiunti, però poi non è mai stato messo nero su bianco questo aspetto. Però è pur vero che uno ha i parenti fino al sesto grado e dopo se era amorosa, amico, amica, insomma uno riesce sempre a inquadrare il problema e sono amici stretti, no? Bastianello, Agenzia Italia. Domanda per il Presidente o per l'assessore Lanfrini. C'è qualche novità su riapertura nidi e materne in chiave aiuto alle mamme lavoratrici? Si era detto qualche giorno fa che si sarebbe tentato tutto il possibile per una riapertura in concomitanza con le aziende. Allora, noi abbiamo pronto un piano. Noi abbiamo pronto un piano, lo presentiamo a tutti i soggetti mercoledì, quindi a FISM e quant'altro. Il governo con le politiche sociali ci hanno mandato una bozza di linee guida, le abbiamo viste, dopodiché dobbiamo aspettare comunque il vaglio della comunità scientifica, però comunque noi siamo pronti con un piano che abbiamo dettagliato e mercoledì lo presentiamo ai enti gestori. Sì, considerate che il vero fattore limitante oggi è il tema della validazione scientifica, perché stiamo parlando di bimbi, di una fascia d'età delicatissima, di una parte della popolazione che ha diritto alle massime tutele, per cui se non c'è la comunità scientifica che ci autorizza su sta partita noi non possiamo fare nulla. Il governo parla del 1 maggio, quindi il 1 giugno. Il 1 giugno è dura per le famiglie. Allora,
Due colleghe, Morena Trolese di Telenuovo e la Nicolussi Moro, che poi fa altre due domande che riferirò successivamente, tornano sul tema degli specializzanti di Padova che non mollano e, attendendo un incontro col direttore sanitario Donato, continuano con lo sciopero ad oltranza. Sta diventando un problema per la sanità o no? Sì, nel senso che noi abbiamo investito, rischiato e abbiamo sempre pensato che gli specializzanti, l'ho detto l'altro giorno, gli specializzanti siano una colonna portante della sanità, peraltro portano un'energia che è unica. Ma non lo dico perché devo giustificare alcune azioni, l'ho sempre detto, sono stato anche accusato di questo fra l'altro. E io non so bene quali siano le intese, ma penso che se il tema del presidio o di questo, fra virgolette, blocco delle attività da parte degli specializzanti sia legato al fatto che vogliono essere ricevuti da Donato, e direi che è fondamentale che il dottor Donato non perda un istante per riceverli. A Florida riceverà stamattina. So che stamattina c'è un incontro in io auspico che le scuse siano fatte in maniera trasparente, compiuta e come devono essere fatte le scuse, e dopodiché si riparta più veloce di prima. Collega Bastianello, gli specializzanti non sono un problema per la sanità del Veneto, che sia chiaro, non sono percepiti come un problema. Nicolussi Moro pone altre due domande, per l'appunto quanto abbiamo speso finora per l'emergenza? Più di 100 milioni. E le associazioni dei commercianti spremono per la riapertura dei mercati di abbigliamento, ci sono novità su questo fronte? Ma guardate, questo è un blocco del DPCM, nel senso che io penso che sono autorizzate le vendite di abbigliamento e scarpe per bimbi, no? E noi abbiamo aperto al tema dei mercati, quindi oggi lo consolidiamo anche con un'ulteriore ordinanza, siamo stati i primi in Italia a fare questa scelta, però l'abbigliamento ad oggi non c'è, non è autorizzato, cioè se io facessi un'ordinanza per l'abbigliamento mi viene impugnata e oggettivamente avrebbero ragione giuridica per impugnarla. Due domande simili, la prima del collega Basso, la seconda che aveva posto anche la collega Trolese. Il collega Basso si riferisce al sondaggio uscito su Repubblica che la colloca poco dietro a Conte mentre Salvini è in discesa, e Cacciari oggi la giudica competente e modesto. Anche se lei dice che il tema nazionale non rientra nella sua agenda, beh insomma, mi fate ridere, sarà costretto a cambiare programmi in un futuro non molto lontano? Guardate. Aspetti, poi c'è la domanda della Trolese che aggiunge: Zaia Premier, sogno o realtà? No, è un incubo, che è una roba diversa. No, guardate, cerchiamo di mettere in fila i ragionamenti. Intanto il fatto che ci siano, come si può dire, degli oppositori così importanti che dicono che sono bravo, già si commenta da solo, no? Che l'obiettivo non è quello di dire che io sono bravo, ma di far intendere che qualcun altro non lo è, e questo non è un atto di lealtà, punto. Poi stiamo parlando di sondaggi, onestamente, che sono sondaggi mirati in un periodo particolare della nostra storia. Mi permetto di dire, parlo contro i miei interessi, non sono di valore politico, nel senso che stiamo parlando di coronavirus, prova ne sia che tutti gli attori del coronavirus hanno sondaggi alti. Ve lo dico perché se poi venite a dirmi che non saranno più alti, vi risponderò perché c'era il coronavirus, punto. Terzo aspetto, natura non facit saltus, cioè nel senso che i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Quarto aspetto fondamentale, io direi, è rappresentato dal fatto che tutta questa partita poi mi rallenta nell'attività amministrativa, perché adesso è inevitabile che tutti pensino a chissà che Zaia vuole andare di qua, di là. Io non voglio andare da nessuna parte, cioè da fare in modo che i veneti non si ammallino e muoiano, punto. Cioè io voglio andare a casa da questa esperienza con serenità, se no non ci saremmo messi noi tre, sono 78 giorni che siamo qua, tutti i giorni. Uno può dire, vabbè, andate a lavorare, sì, sarebbe anche altro di più divertente da fare che star qua tutti i giorni a programmare. Per dire, oggi la Corea, abbiamo parlato di testi orologici, insomma c'è un sacco di attività in essere.
basta, mi fermo qui, insomma, cioè non aggiungerei altro. Poi sai, Machiavelli nel Principe diceva che il principe deve essere, tutti dicono, pensano, perché ho visto questa storia del Zaia, democristiano, tutte queste, premesso che io non so neanche spiegarvi la democrazia cristiana perché non l'ho vissuta come esperienza, e l'unica esperienza di partito l'ho fatta con la Liga Veneta all'inizio, ed ero neolaureato, no, forse negli ultimi anni dell'università. Però vi dico, tutti dicono, ma Machiavelli nel Principe dice che il principe deve essere leone, no? Il principe deve essere volpe e leone, che è una roba differente, lo diceva Machiavelli. E il fine giustifica i mezzi, dice sempre. Quindi per dire cosa? Che se questo vuol dire essere Dorotei, Machiavelli era il capo di Dorotei. E Domenico Basso, poi passo la parola a Cremonesi e ricomincio con le domande giunte. Faccio io una domanda a Cremonesi. No. Oddio. Tu sei andato dal barbiere. No, me l'ha fatto mio figlio con la macchina per tagliare la barba, giuro. Io non ti ho mai visto con i capelli così curati. Era inguardabile, mio figlio si è messo lì con la macchina. E allora è meglio che dai la paghetta a tuo figlio che te li taglia meglio del tuo barbiere. Gliela do. Allora, prosegui con la domanda, dai. No, la domanda era semplicemente... Ciao e benvenuto. Che io comprendo... No, era semplicemente che è vero che i sondaggi sono sulla scia del coronavirus, è vero tutto quello che hai detto, però è anche vero che comunque c'è una fiducia, c'è un capitale, parto dal presupposto che un capitale che non rende che non dà un reddito è un capitale come dire sterilizzato rende il Veneto. Sì, no, rende certo il Veneto, però sono gli italiani che dicono 50. Sì. Guarda, io ringrazio tutti Marco, però mi conosci, è un impegno che ho preso, ho lasciato il ministero per venire in Veneto, non è che mi hanno cacciato dal ministero, non mi risulta neanche di aver fatto male al ministero dell'agricoltura, mi scrivono ancora adesso gli agricoltori di tutta Italia. Però io ho un approccio manageriale sulle robe, problema, soluzione, appunto. Non ho altre aspettative, non ho altre mire, peraltro politicamente il nostro segretario Salvini, punto. C'era Carducci che diceva, hanno chiesto no, se io faccio le citazioni, poi non mi posso prendere del Mona su un giornale dicendo che non ho studiato, e allora continuo a farvele, no? Finché rettificherete. Hanno chiesto un giorno a Carducci che facesse un tema su sua madre, lui era bambino, e lui ha scritto mia madre, punto e basta, finito il tema. Carducci, che non è uno qualsiasi. Penso che il segretario, punto e basta, non c'è altro da aprire, c'è ragionamenti. Da parte mia assolutamente no. Ricominciamo con Basso, che avevamo interrotto la seconda domanda. La mamma di un disabile, che è una domanda un po' tecnica, credo da medici. Da 2 mesi dall'inizio della pandemia un paziente con tampone dubbio, immagino il figliolo disabile, deve essere ricoverato con un positivo. Cos'è sta roba? Forse è meglio che ci specifica. Un tampone negativo viene ricoverato con un tampone dubbio, viene ricoverato con un. Ma il tampone dubbio non esiste nella letteratura, se è dubbio va rifatto, punto. E poi dice non ha la possibilità di avere qualcuno accanto che possa comunicare. No, guardi, se ci dice il nome e cognome del paziente e dove è ricoverato, verifichiamo, perché credo che sia meglio. Può aver avuto un tampone dubbio al mattino, ma al pomeriggio già aveva l'esito del secondo tampone. Sarebbe grave che non avessero verificato il tampone. E cosa vuol dire dubbio? Vuol dire che non è riuscito il tampone. Era va rifatto. Però se ci dice il luogo dell'ospedale e il nome e cognome, diamo una risposta e ci manda un numero di telefono. Ok. Grazie. Angela Pederiba, il Gazzettino. Nodo dei controlli nel trasporto pubblico locale. La Protezione Civile darà supporto alle aziende solo a Venezia, solo fino al 15 maggio. Chi regolerà i flussi dei passeggeri? Fra l'altro la Regione ha fissato in un massimo di 9-15 PAX sul bus urbani e extraurbani, mentre la veneziana CTV sui vaporetti ne ha finificati, no, non sui vaporetti, la CTV ne ha finificati fino a 30-40. Assessore Bottacin. A seguito di approfondimenti del comitato operativo è stato chiarito, ma lo si sapeva, era già stato detto anche al ministro De Micheli la settimana scorsa, i volontari di protezione civile non sono pubblici ufficiali, quindi non possono imporre l'utilizzo della mascherina, non possono elevare sanzioni, quindi non hanno questa
possibilità che non gli è attribuita dalla legge. Inoltre c'è un problema, ma parlo a livello nazionale, anche dovuto al fatto che i volontari di protezione civile possono per legge fare 60 giorni continuativi e poi devono sospendere, proprio previsto per legge. Siccome sono quasi tutti che hanno superato i 60 giorni e oggi fra l'altro le aziende cominciano a lavorare, c'è anche una difficoltà di garantire la presenza di volontari a protezione civile in tutte le fermate degli autobus. Quindi è stato chiarito questo aspetto, ovviamente si dà il supporto laddove è necessario. Fra l'altro ad aggiornamento di questo il comitato operativo ha stabilito, quindi a Roma hanno stabilito che i volontari diano supporto qualora richiesto dai sindaci delle città metropolitane, quindi nel caso del Veneto solo a Venezia, qualora sia richiesto, quindi con l'attivazione da parte del sindaco eccetera, però il servizio viene garantito dalle forze dell'ordine e da eventuali supporti che il gestore del servizio di trasporto pubblico locale vuole attivare, penso alle guardie giurate piuttosto che altro tipo di controllori. O degli steward, certo. Seconda domanda, ma abbiamo parzialmente già risposto. Qual è la soglia di sicurezza nei prossimi giorni, intesa come numero massimo di nuovi casi e ricoveri, per la tenuta degli ospedali ed evitare un nuovo lockdown? Ma questi sono valori che stiamo tentando di identificare, però è pur vero che rispetto ai parametri nazionali noi stiamo pensando che ci debba essere un incremento che si sussegue per più giorni, 7, 8, 10 giorni, e che sia un incremento ponderale importante. Cioè tu non puoi dire se aumenta del 30% le terapie intensive, cioè oggi abbiamo 100, a 130 chiudiamo il Veneto. No, non è un numero d'emergenza, ma se aumenta per 7-8 giorni in maniera importante vuol dire che ha ripreso ad aumentare la curva. Però nel frattempo noi abbiamo questo, abbiamo il monitoraggio e vediamo i focolai. Quindi noi, guardate, siamo confidenti sul fatto che se ripartono focolai riusciamo a identificarli fin dall'inizio, come lo stiamo facendo ora. Insomma. Beatrice Maier, TG Plus, vorrei fare questa domanda in merito alle riaperture impianti sportivi per allenamenti individuali. Un'ascoltatrice che gestisce una piscina comunale. Sì, mi ricordava Bottacin, scusate, l'assessore, che poi abbiamo anche una videata del nostro software che ci dà proprio la geolocalizzazione dei focolai, c'è proprio anche una parte riferita ai focolai. Insomma, siamo organizzati, ragazzi. Un gestore di una piscina comunale riferisce che lei ed altri colleghi non hanno protocolli adeguati per la riapertura delle piscine e che, considerando le spese e tutto quanto, non vale la pena riaprire gli impianti in questo momento. Quindi, per esempio, Federica Pellegrini non potrebbe allenarsi a Verona, per dire, nel senso che... Chi l'ha detto? No, dice la gestrice che... Dalla signora non apre, ha deciso di non aprire. Capiamo le difficoltà, però l'allenamento indoor, cioè all'interno della piscina, o anche all'esterno ormai a questo punto, dei centri sportivi per i professionisti o per chi fa agonismo è possibile, rispettando le distanze, non fare assembramenti. Poi la piscina di sé comunque usa il cloro, è più attenta anche dal punto di vista igienico-sanitario, perché c'è un luogo nel quale le persone non hanno gli abiti, per cui è facile infettarsi. Poi la qualità delle nostre piscine è eccelsa, cioè che non si vada a dire in giro che le nostre piscine sono in difficoltà. Salgaro Telearena, ritorna sul tema delle mense aziendali. Il bar sotto l'ufficio che fa ristorazione leggera può essere considerato un servizio mensa? Sì, perché se ha l'autorizzazione a fare ristorazione può, però lo deve negoziare con l'impresa che ha i lavoratori a porte chiuse, nominativi, in maniera tale che se ha un controllo non si ritrova che c'è un po' di, muratori, poi si trova un rappresentante orafo, dopo 2 amici che si sono fermati lì, ma lì c'è anche il rischio della chiusura, nel senso di avere un provvedimento pesante, per cui porte chiuse, lista di nominativi e la impresa di riferimento. Ultima domanda, poi ridiamo la parola alla sala. Nicolussi Moro, come sta andando la prima giornata di riavvio dell'attività programmata? Gli utenti lamentano code in ospedale e lunghe attese. In alcuni ospedali c'è state code, sono state difficoltà. Ricordate che stiamo ripartendo da zero. In altri ospedali non c'è stato nessun problema
Ci stiamo organizzando sempre di più per avere anche un approccio uguale in tutto il Veneto, quindi si entrerà con il braccialetto, cioè viene apposto un braccialetto di quelli del villaggio turistico, per capirci, no? da feste, quello che è. C'è un braccialetto che non si può togliere se non tagliandolo, e quindi avere anche visivamente la presenza di coloro che sono in giro per l'ospedale, che siano stati refertati, bloccati l'ingresso per la misura della temperatura, il tema della mascherina, il gel igienizzante e i guanti. Adesso facciamo il giro al contrario, Allora. Veneta Antenna 3, altre domande fatte? Ecco, l'ultima domanda, o le ultime domande. Ah no, c'è Filippo Tosato dopo, vai. Sì, solo un paio. All'inizio del punto stampa lei ha detto ora parte un percorso di sorveglianza estrema. Cosa intende? Biosorveglianza, cioè il nostro software che adesso torna a pieno regime come popolazione, e quindi continuiamo col modello che abbiamo attuato fin dal primo giorno con voi. Ok, e l'ultima domanda, guardi, questa se non ci crede mi arriva SMS, ok? No, perché L'ingegnere te arrivano a me. No, questa è una telespettatrice, risiede nel Padovano, ha il compagno a Cervia, chiede quando lei pensa sarà possibile che si riabbraccino. Tu dove risiedi? Nel Padovano, ma se vuole le passo il cellulare. È un conflitto di interesse questo. No, purtroppo la visita al congiunto è possibile nel territorio regionale. Per uscire dal territorio regionale bisogna avere validi motivi, lavoro, salute o diciamo che so, se il congiunto risulta essere una persona malata che ha bisogno di assistenza o di cure dal partner o quant'altro, ovvio che si sta bisogno autocertificato, ma la visita a fine a se stessa, cioè la visita normale no. Certo, la domanda è quando lei pensa che potranno. Ma secondo me se riusciamo a chiudere una bella trattativa e se i dati sanitari saranno buoni, penso che il 18 rappresenti veramente una deadline. Io spero che sia anticipata, però comunque il 18 scade il DPCM, quindi tutta Italia dovrà interrogarsi su quello che ci sarà scritto, sul nuovo. Filippo? Avevo due domande, una è un dettaglio per il Presidente, invece una domanda per l'assessore Lanzarini. Facciamo prima l'assessore. Certo. Assessore, prima accennavi a questo piano per materne e asili che presenterai mercoledì. Non ti chiedo di anticipare contenuti e dettagli, ma almeno una linea guida, una ratio, non lo so. È prevedibile una ripresa degli asili e delle materne e dei bambini all'aria aperta, ad esempio, non lo so, per capire insomma una rotta generale. Ecco. Allora, noi abbiamo fatto un primo incontro la settimana scorsa, abbiamo raccolto un po' di osservazioni, poi da parte sanitaria di prevenzione, da parte non si sono messi a lavorare, nel frattempo sono arrivate anche osservazioni varie dai gestori, abbiamo messo insieme tutto anche rispetto agli altri piani che abbiamo predisposto, quello di ripresa delle attività produttive, rispetto a quello sulla disabilità e quant'altro. È chiaro che le linee guida sono più o meno sempre le stesse: stare all'aria aperta, misurazione della temperatura, un genitore che accompagna sempre lo stesso genitore che deve rimanere fuori, gli assembramenti, il cambio delle scarpe, le mascherine per gli operatori, un numero molto ridotto, quindi con numeri molto piccoli, che sono un po' le stesse cose che ci sono in questa bozza nazionale che sta circolando, solo che, ripeto, siamo vincolati a cosa succederà e a quanto deciderà il Comitato Scientifico Nazionale. Chiaro. Ecco, il dettaglio, questo braccialetto, Presidente, non ho capito bene. Cioè, sì. No, è un braccialetto normalissimo di Sì, come quello. Ma questo braccialetto segnala che ti è già stata misurata la temperatura corporea. Triage, definiamolo così, all'ingresso dell'ospedale, quindi sei autorizzato a girare all'ospedale. Va bene. Sì. Avranno i colori alternativi, quindi in base alle giornate non è che uno non si lava più e si tiene il braccialetto a vita. Quindi nei controlli noi capiamo già cosa sta facendo all'interno dell'ospedale, per quale motivo c'è. Quindi cioè, il colore del braccialetto indica la finalità. Sì.
Io vi ringrazio veramente tanto. Adesso per le 4 vediamo, sarà già pronta, lasciatemi la rileggo, la rileggiamo assieme e ve la mandiamo. Grazie a tutti. Quando è che nascono i pulcini? Il 6 o il 7 mercoledì, perfetto. Mercoledì nascono 34 pulcini. Federico si è giocato il suo futuro sul numero di pulcini. No, nel senso che ormai sono addirittura d'arrivo. Volevo dirvi che siete in un ambiente che è sanificato, igienizzato con quella macchina lì a fianco Filippo, e ci è stata donata da noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ovvero l'associazione dei risparmiatori, Ugone, Don Torta, Armani, insomma tutti, Baseggio, insomma io dico un po' di nomi di quelli che conosco, e quindi volevo ringraziarli perché ci hanno detto manteneteci sani giornalisti, ecco, sappiate che c'è una macchina che ha ozono e quindi vi tiene l'ambiente sanificato. Grazie e buon lavoro. Si è appena conclusa dunque la puntuale conferenza stampa, avete seguito con il governatore Zaia e gli assessori Lanzarin e Bottacin, si è puntata l'attenzione su molti particolari, soprattutto si è cercato di capire, di sviscerare ancora meglio i punti che interessano questa nuova ordinanza regionale in questa fase 2 che ha ripreso proprio oggi. E io prima di salutarvi vorrei guardare assieme a voi, dare uno sguardo assieme a voi alla tabella che è stata divulgata dall'azienda Zero in merito ai nuovi casi positivi, e allora se riusciamo magari assieme alla regia a vederla assieme, eccola qua: nuovi 34 casi positivi, un totale di tamponi positivi 18.373. Nello specifico i casi attualmente positivi sono 7.234, le persone decedute in strutture ospedaliere ed extraospedaliere 1.528. Aumentano i negativizzati Covid-19, siamo arrivati a 9.611, mentre diminuiscono, anche questa è una nota molto positiva, i soggetti in isolamento domiciliare. Questo è il dato relativo alle 8 di ieri sera, quindi alle 8 di ieri sera 3 maggio. Andiamo a vedere adesso nello specifico i numeri che interessano i pazienti ricoverati in area non critica. Si sono registrati da ieri, dalle 5 di ieri alle 10 di oggi, nuovi 8 casi per un totale di 957, mentre il segno meno, quindi per noi davvero un respiro di sollievo, è questo -2 della terapia intensiva. Siamo scesi a quota 100, siamo arrivati a 99 persone, questo numero che sta scendendo di giorno in giorno fortunatamente, di persone, pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva, quindi in area grave. 1194 sono i deceduti, 5 in più rispetto a ieri. Questi dunque i dati principali che sono stati forniti da Azienda Zero proprio in questa mattinata, per capire un po' le variazioni rispetto a ieri. Io adesso vi lascio alla replica della conferenza stampa del Presidente Zaia per chi non fosse riuscito a seguirla in diretta, e ci vediamo più tardi. Arrivederci.